Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il viaggio denuncia del Codacons Calabria sulla 2 del Mediterraneo, tra deviazioni, buche e gallerie poco illuminate. L'Associazione dei Consumatori ha presentato un esposto. Il patrimonio archeologico sottomarino all'attenzione dei carabinieri, l'area della Costa degli Dei la più ricca di reperti in Calabria. È stato scarcerato l'ex consigliere regionale ed ex sindaco di Amantea Franco La Rupa, ha beneficiato dell'indulto, per lui l'accusa è voto di scambio. A Tauriannova la strada sterrata che da anni attende di essere asfaltata, la protesta dei residenti. Una legge nazionale per tutelare le donne vittime di violenza, Conferenza Nazionale a Reggio ha approvato un documento. La sfida dell'incontro con i migranti, il ruolo del volontariato per l'integrazione, tavola rotonda oggi a Cosenza. Trasferta insidiosa per il Cosenza a caccia di punti play-off a Lentini, la Casertana di Scena a Lorenson, la Regina a Bisceglie, il Catanzaro ospita il Siracusa. Buonasera dalla redazione TG10, dunque la 2 del Mediterraneo, un pericolo per gli automobilisti, la denuncia è del Codacons Calabria, è stato il presidente Francesco Di Lieto a compiere un viaggio da Reggio Calabria a Laino-Borgo e ha presentato un esposto in procura, sentiamo. Si chiama A2 del Mediterraneo ed è stata completata, almeno in teoria, nel 2016. In realtà, percorrendo la vecchia 3 Salerno-Reggio Calabria, da Reggio a Laino-Borgo, si scopre una realtà diversa, quella che il Codacons Calabria ha definito sconfortante. Il viaggio di Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale dell'Associazione Consumatori, è stato vivacizzato, diciamo così, da continue interruzioni, cambi di corsia e buche. Si ironizza nel report, corredato da foto senza dubbio ben studiate per tenere desta l'attenzione degli automobilisti. Soltanto nei 60 km dalla Mezzia Terme a Cosenza, scrive Di Lieto, abbiamo fotografato ben 6 deviazioni con 2 pericolosissimi e lunghi tratti a doppio senso di marcia. A questo bisogna aggiungere gallerie poco o per nulla illuminate e una segnaletica insufficiente. Di fatto, per l'Associazione dei Consumatori è cambiato solo il nome dell'infrastruttura viaria più importante della regione, null'altro. Il caso finirà all'attenzione dei giudici perché il Codacons ha deciso di formalizzare anche un esposto in procura perché, si spiega, venga fatta luce sugli inaccettabili ritardi e sulle responsabilità per le condizioni in cui versa la A2, condizioni tali da mettere a rischio la vita dei tantissimi utenti che ogni giorno la percorrono senza che si debba attendere nuove vittime. L'ANAS ha annunciato nei giorni scorsi la chiusura dei cantieri in prossimità del 25 aprile, ma basterà garantire sicurezza ai tanti automobilisti che percorreranno la 2 per le vacanze estive. Di Lieto pungola la società Autostrade e nel finale di un viaggio che ha chiamato ai confini della realtà evidenzia lo stato dei bagni nelle stazioni di servizio, troppo spesso sporchi e in condizioni indecenti. Insomma, nessun comfort per i viaggiatori. Dai disagi del presente ai tesori che ci riserva invece il passato della nostra terra, il patrimonio archeologico sottomarino è all'attenzione dei carabinieri, l'area della Costa degli Dei è la più ricca di reperti archeologici in Calabria. Sentiamo. Il successo della prima edizione della Giornata Nazionale del Mare, che come in gran parte d'Italia si è tenuta anche a Vibo Valentia, nello splendido scenario del Museo Archeologico, ha rappresentato un'importante occasione per affrontare tematiche di notevole interesse, perché non c'è dubbio che i nostri mari, ed in particolare la fascia tirrenica, prima fra tutte quella che non a caso è conosciuta con il nome di Costa degli Dei, custodisce ancora oggi un patrimonio storico, artistico e archeologico di straordinario valore. Parliamo di un settore che produce il 5% del PIL dell'Unione Europea e può ancora dare tanto se lasciato in mano agli esperti e tolto dalle grinfie di speculatori e traffici illeciti. La Calabria è una delle regioni sicuramente con un patrimonio e giacimenti archeologici elevatissimi, numerosissimi e purtroppo quindi attrae l'attenzione anche dei delinquenti, della malavita organizzata. Le coste calabresi sono ancora in pratica sicuramente oggetto di
depauperamento da parte di soggetti che vanno a cercare in pratica i reperti archeologici in mare, ma tutta la zona di Vibo, insomma, è una zona che ci interessa particolarmente sotto aspetto archeologico. Sicuramente gli archeologi marini fanno un lavoro molto importante, insomma, noi collaboriamo e loro collaborano con noi quotidianamente quasi in questo settore che, ripeto, ci tiene particolarmente impegnati. Torna in libertà Franco La Rupa, è stato scarcerato grazie all'indulto. L'ex sindaco di Amantea ed ex consigliere regionale accusato di voto di scambio è stato arrestato nei giorni scorsi in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Catanzaro. Sentiamo. Ha trascorso una notte in cella Franco La Rupa, ex sindaco di Amantea ed ex consigliere regionale, indagato per voto di scambio. Poi è stato scarcerato. Era stato arrestato dai carabinieri giovedì scorso in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Catanzaro, ma La Rupa, a quanto pare, non poteva essere arrestato per l'indulto. Per questo ha lasciato il carcere di Paola ed è tornato in libertà. Non espirà dunque la condanna definitiva a 3 anni di reclusione. La Rupa è stato coinvolto in una serie di inchieste che avevano per oggetto lo scambio elettorale politico-mafioso, tra cui l'inchiesta Omnia, secondo le accuse, in occasione delle elezioni del 2005 avrebbe fatto ricorso ai voti procurati dal clan Fora Stefano. La Rupa era stato condannato per questo anche all'interdizione dei pubblici uffici per 5 anni. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un decreto di confisca emesso dal Tribunale dei Beni Finanziari e riconducibile a Francesco Sgro, di 52 anni, ritenuto affiliato di spicco della Cosca Serraino. Sentiamo. È ritenuto affiliato alla Cosca Serraino di Reggio Calabria, che ha nella zona Modena-San Sperato la sua base operativa. Atti investigativi e giudiziari lo certificherebbero. In ragione di ciò, nella giornata di ieri, ma la notizia è stata diffusa solo questa mattina, i carabinieri del comando provinciale hanno notificato a Francesco Sgro, 52 anni, reggino, e al suo nucleo familiare un decreto di confisca di beni emesso dal Tribunale di Reggio Calabria. Il provvedimento contiene anche una misura di prevenzione personale, quella della sorveglianza speciale per la durata di 3 anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Sgro è accusato in particolare di essere il pianificatore di furti e ricettazione di autovetture e di avere anche compiti di intermediazione e approvvigionamento di armi e munizioni per conto della cosca di appartenenza. L'inchiesta che tratteggia il profilo di Sgro è quella denominata Epilogo, condotta dai carabinieri di Reggio Calabria subito dopo l'attentato alla sede della Procura Generale della città dello Stretto. A Sgro, che nelle more del procedimento è stato condannato a 8 anni e 8 mesi, e ai suoi familiari sono stati confiscati conti correnti, polizze, prodotti finanziari per un valore complessivo di 50.000 euro. In verità poca cosa rispetto alle cifre iperboliche che solitamente si registrano a seguito di provvedimenti di sequestro o confisca nei confronti di esponenti dell''ndrangheta. Altre notizie, altri fatti nei nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. È stato trovato dai cani molecolari senza vita in un dirupo Antonio Gaetani, un 86enne scomparso 2 giorni fa a Castrovillari nel Cosentino. L'anziano era uscito in bici per cercare asparagi, a dare l'allarme ai familiari. Alle ricerche hanno preso parte i carabinieri e 2 squadre del soccorso alpino. Stamattina alle 7:30 è stata ritrovata la bicicletta nascosta sotto strada nell'erba e arbusti. L'ipotesi è che l'uomo abbia avuto un malore e sia scivolato nel crinale della montagna. Tragico incidente sul lavoro questa mattina, un 73enne di Bisignano nel Cosentino è morto mentre stava arando il suo terreno di campagna. Lavorava la terra con il motocoltivatore quando, per cause ancora in corso di accertamento, è finito con il corpo tra le lame metalliche del mezzo che lo hanno decapitato. Indagato per omicidio stradale l'automobilista che ha investito e ucciso Ciccio Misasi. Il noto pilota cosentino, dopo essere stato tamponato, era sceso dall'auto per valutare i danni. L'incidente è a San Lucido. Nelle prossime ore sarà eseguito l'esame autoptico. La carcassa di un cinghiale rimossa stamattina dai vigili del fuoco sulla tratta ionica in località Russomanno nel comune di Soverato. Il cinghiale è stato investito da un treno. A dare l'allarme una cittadina. Il traffico ferroviario ha subito rallentamenti.
Passi in avanti verso la realizzazione del nuovo ospedale civile di Vibo Valentia. È stato infatti sottoscritto a Catanzaro, nella sede della cittadella regionale, l'accordo di programma. Vediamo. Compiuto un altro passo in avanti, può darsi dalla cittadella nuovo input per la costruzione del nuovo ospedale di Vibo, sottoscritto l'accordo di programma, trovata anche l'intesa per le opere complementari. Addirittura è emerso anche che i lavori inizieranno nella fine del mese di maggio. Tutto sembra procedere, ma quante volte vi abbiamo raccontato dell'imminente apertura dei cantieri? Beh, innumerevoli volte. Nei nostri archivi ci sono decine di servizi che raccontano della fase di avvicinamento alla costruzione del nuovo ospedale. Purtroppo però all'entusiasmo che accompagna ogni nuovo incontro istituzionale succede sempre una lunga fase di stasi e giù fino al prossimo summit politico-amministrativo. Sono anni che va avanti questa storia, ma dell'ospedale nemmeno l'ombra, anzi nemmeno una pietra. Adesso, dopo l'ultimo step di confronto, pare sia tutto a posto e tutto in regola per avviare la costruzione del nuovo nosocomio. Speriamo sia la volta buona. Intanto stabilite le somme per la viabilità, 2.300.000 euro e 4 milioni per le altre opere complementari. Ai cittadini non resta che la speranza di vedere, entro un lasso di tempo breve, l'ospedale promesso. Andiamo adesso a Taulianova, dove la strada sterrata che da anni attende di essere asfaltata ha provocato una protesta dei residenti. Sentiamo. Ci eravamo occupati qualche anno fa della vicenda, esattamente nel 2015, una strada, la via Tiberio Condello, ora Saverio Petrilli, che sa più di periferia afghana che di via di una cittadina civile calabrese. Una strada mai asfaltata dove gli impianti fognari sono da rifare in toto, dove buche e acquitrini vari la fanno da padrona. Tanti gli incidenti intercorsi agli anziani che vivono nel quartiere, caduti per la strada dissestata, ma da 40 anni a questa parte cambiano le amministrazioni da centro a centrodestra, a centrosinistra, ma tutto resta cristallizzato come è sempre stato. Le promesse non mancano, l'ultima è stata la promessa di iniziare i lavori a primavera. Primavera mi pare che sta per passare, ma niente è cambiato. Il sindaco ci aveva promesso che i lavori sarebbero iniziati a breve, cioè a gennaio, a febbraio, stiamo aspettando ancora a marzo, siamo ad aprile. Questi lavori non iniziano quando sappiamo già che i fondi sono stati stanziati, quindi sono solo promesse. Più di 30 le famiglie che vivono nel quartiere che anche questa volta hanno deciso di rendere pubblico il degrado in cui sono costretti a vivere da anni. Si tratta di una situazione assurda e inaccettabile che i residenti non sono più disposti a tollerare. Parlano di non pagare più i tributi comunali per protesta. Inoltre, essendo la strada praticamente sterrata, contribuisce a depositare umidità nelle abitazioni con tutte le conseguenze del caso. L'amministrazione si difende, asseriscono i residenti di via Condello, sostenendo che i lavori dovevano partire questa primavera, ma ancora non si è visto nulla e i disagi continuano a spezzare la pazienza degli abitanti di via Tiberio Condello. Vediamo le immagini dell'arresto di Daniel Petru Callo, di 39 anni, nazionalità romena, che era reperibile dal 2016, anno in cui si sottrasse all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Callo è accusato di favoreggiamento della prostituzione per avere, in concorso con alcuni connazionali, anche loro colpiti dall'ordinanza di custodia cautelare, agevolato e favorito la prostituzione dei giovani romene in territorio cosentino, gestendone gli spostamenti e fornendo loro generi alimentari sul luogo dove le stesse si prostituivano. Ecco il momento dell'arresto. Le accuse a carico di Callo e delle altre persone arrestate traggono origine dalle indagini condotte nel 2015 per alcuni mesi alla squadra mobile di Cosenza e dal commissariato di Rossano per far luce sullo sfruttamento di ragazze dell'Est Europa, anche giovani, che si prostituivano lungo la statale 106 Ionica nella zona di Corigliano Calabro. Andiamo adesso a Cosenza per una tavola rotonda sull'immigrazione che si è svolta alla cittadella del volontariato con diverse testimonianze di volontari e migranti. Sentiamo. I migranti e la sfida dell'incontro, le testimonianze del volontariato, la disponibilità all'accoglienza, un argomento trattato innanzitutto guardando negli occhi gli uomini e le donne che emigrano e che arrivano da noi con la speranza di trovare una terra promessa. Abbiamo voluto questo incontro dando anche un tema un po' provocatorio, cioè i migranti, la sfida dell'incontro, perché siamo convinti che esso costituisce veramente
l'incontro con queste persone, cioè non da sentire come minaccia, come problema, ma proprio come opportunità e come possibilità, così almeno ci è stato testimoniato anche da tanti volontari, di percorsi di ricchezza soprattutto umani. Sono uomini e donne come noi, fratelli nostri, che cercano una vita migliore, affamati, perseguitati, feriti, sfruttati, vittime di guerra, cercano una vita migliore. Proviamo a misurarci con le parole pronunciate da Papa Francesco, che vanno verso la direzione dell'accoglienza e dell'integrazione in una società troppo spesso condizionata da stereotipi che non somigliano mai alla realtà. La percezione nostra è che rappresenta un fenomeno che a volte risente di luoghi comuni e di stereotipi che bisogna superare. Il problema dei migranti è sulla bocca di tutti, fa discutere e divide, l'opinione pubblica oscilla fra la paura dell'invasione e la disponibilità all'accoglienza. Noi effettivamente, lavorando da 5 anni, abbiamo visto che tanti di loro sono persone che dotati anche di tanti talenti, di cose che magari noi non riusciamo a fare, per cui è, torno a dire, una ricchezza per tutto il territorio. Dalla Calabria una proposta di legge nazionale per tutelare le donne vittime di violenza. A Palazzo Campanella la conferenza nazionale delle presidenti delle pari opportunità. Sentiamo. A Palazzo Campanella la conferenza nazionale delle presidenti delle pari opportunità, un evento fortemente voluto dalla presidente della commissione regionale calabrese Cinzia, che punta molto sulle modifiche della legge numero 4 dell'11 gennaio del 2018 in favore delle stesse donne vittime di violenza, per aiutarle anche dal punto di vista economico nel caso di non autosufficienza. L'incontro si è concluso con l'approvazione di un testo condiviso. La commissione ha dedicato parecchi mesi a uno studio legislativo, ha cercato di vedere se i benefici riconosciuti ai figli delle vittime del crimine domestico potessero essere estesi anche alle vittime stesse, alle vittime di violenza. Quindi la Commissione ha esaminato la legge 4 del 2018, la legge nazionale 4 del 2018, quindi ecco perché è importante questa giornata, perché la Commissione ha elaborato una proposta di modifica non a una legge regionale ma a una legge nazionale. Un disegno di legge importante, dunque, è stato sottolineato, che mette al centro la dignità della persona. Spesso infatti le donne vittime di violenza devono fare anche i conti con i problemi derivanti dalle scarse risorse economiche. La Regione Calabria, attraverso la Commissione Pari Opportunità, e le donne calabresi diventano protagoniste nazionali attraverso un progetto di legge molto interessante, perché riguarda il lavoro. Riguarda il lavoro e quindi riguarda l'autonomia economica delle donne e l'autonomia appunto lavorativa delle donne come elemento per superare, togliersi dalla violenza e darsi un'altra opportunità di riscatto nella propria vita. All'interno dell'anniversario della Polizia di Stato, presso il Museo delle Arti e Mestieri a Corso Teresio, a Cosenza, è stata allestita una mostra che racconta la storia del corpo attraverso le divise storiche e anche gli stralci dei giornali dell'epoca. Anna Franchino ci racconta tutto. Un corpo armato che non sia militare è determinante per garantire la democrazia di uno Stato, perché abbiamo visto qualche anno fa che nell'Africa del Nord ci sono stati dei colpi di Stato, avete seguito, vero? Il racconto attraverso la voce dei protagonisti, un itinerario guidato per conoscere in maniera più approfondita la Polizia di Stato, dagli albori fino ai giorni nostri, attraverso 2 diversi percorsi museali. La mostra allestita in occasione del 166esimo anniversario dalla nascita del corpo, in esclusiva nazionale, nel Museo delle Arti e dei Mestieri di Cosenza, nel cuore del centro storico, ha suscitato l'interesse non solo dei cittadini ma anche delle scolaresche, che hanno ascoltato con interesse, attraverso la voce degli agenti, l'attività della polizia dalla sua nascita e nel rapporto con le vicende storiche. Possiamo registrare circa 1 migliaio di presenze sicuramente in una settimana. Purtroppo non la possiamo proseguire, ma ritornerà. Questo Reconticchio in particolare ha voluto portare un po', ripercorrere la nostra storia e attraverso le divise e attraverso un po' alcune immagini, alcuni quadri che erano stati fatti all'epoca già a Roma e avevano rappresentato l'idea di costruire un museo che ripercorreva la nostra storia. Abbiamo raccolto
le divise storiche, o meglio quelle in particolare che hanno rappresentato momenti particolari della nostra storia d'Italia, e correlata all'evoluzione della polizia. È unita anche a percorsi con un'idea molto particolare. Abbiamo voluto inserire dei pannelli che riproducono alcune pagine di giornali satirici risalenti a fine 800 e a primo Novecento, che danno l'idea, sì, con un occhio satirico, ma danno l'idea di come anche veniva percepita la polizia in quegli anni. Quindi sono stati proprio estratti delle copie di giornali originali, giornali che ovviamente adesso non sono più presenti in edicola, ma all'epoca erano assolutamente di ampia diffusione. Molto apprezzate le vignette e le caricature satiriche che hanno raccontato l'attività della Polizia di Stato dalla fase della sua nascita, attraversando le vicende storiche che hanno segnato il periodo post-risorgimentale e del primo Novecento. Anche un videodocumentario sulla storia e sull'attività effettuata dalla Polizia di Stato nel nostro paese, ma non solo, anche le vignette dedicate alle indagini del commissario Mascherpa. È un documento ambientato tutto nel Cosentino, come vedete qua c'è la stazione di Diamante, vengono richiamati alcuni nomi noti dell''ndrangheta cosentina. Le cordelle azzurre erano caratteristiche nostre e insieme a questo uniforme c'era anche una divisa specifica per le truppe indigene che affiancavano la maggior parte delle truppe della polizia africana, erano indigene, eravamo gli ascari della PAI, polizia dell'Africa italiana. Siamo allo sport, al calcio, una sconfitta di misura ma pesante fino alla classifica per il Crotone che perde a Genova, gol di Bessa al 28esimo, Crotone che sprofonda in classifica. Andiamo in Serie C invece, giocheranno un derby a distanza Cosenza e Rende, perché giocheranno poi fra 7 giorni al San Vito Marulla, ma intanto si concentrano contro squadre che vogliono approdare anch'esse ai playoff. Sentiamo. Qualche assenza di troppo e l'obbligo di non sbagliare per non complicare la corsa playoff. Il Cosenza ha 4 sfide davanti e l'opportunità di migliorare la propria posizione in classifica. Mister Braglia fissa l'obiettivo minimo, 6 punti, ma la tabella di marcia potrebbe riservare soddisfazioni maggiori, soprattutto se si partirà con il piede giusto a Lentini contro la Sicula, che un posto nei playoff lo vorrebbe tanto strappare. Camigliano, per lo squalificato Idda, e con Perez ai box, sarà Alain Baclé a guidare l'attacco dei rossoblù. Sappiamo dove andiamo a giocare, sappiamo l'importanza della partita, sappiamo che loro sono una delle squadre più in forma del momento, ma in campo ci andiamo anche noi come abbiamo fatto in tante altre parti. Con 6 punti siamo ai playoff e prima li facciamo e prima è meglio, cioè, nel senso che ci possiamo anche prendere una settimana di un certo tipo di allenamenti per prepararsi poi eventualmente al primo scontro playoff. Questo ce lo dirà poi il calendario. Un'altra squadra che bussa alla porta dei playoff, la Casertana, sarà di scena a Rende. I biancorossi, rinfrancati dal successo di Matera, si troveranno di fronte all'ex numero 1 Forte. Tante scelte per Bruno Trocini, che ha diversi giocatori acciaccati da valutare. Un'assenza pesantissima, quella di Bianchimano per la Regina, che sfiderà il Bisceglie. A Maurizi il compito di trovare una soluzione utile per sostituire l'ariete promesso al Perugia, che è il valore aggiunto del reparto offensivo amaranto. Domani ci aspetta una partita dura, come se fosse un play-out fuori casa. Dobbiamo riuscire a portare via a tutti i costi un risultato positivo. Vincendo, facendo un risultato pieno, possiamo aspirare a qualcosa di importante. E, facendo un risultato positivo possiamo continuare il nostro avvicinamento alla salvezza diretta. Quindi dobbiamo essere consapevoli di questa cosa per poter fare una partita col coltello tra i denti e con la rabbia e l'aggressività giusta. Ci si aspetta un Catanzaro battagliero come quello visto nel derby con il Cosenza al cospetto del Siracusa, squadra temibile soprattutto in trasferta. Al Ceravolo i giallorossi non vogliono steccare per consolidare la posizione in classifica e per cancellare qualche prova opaca davanti al proprio pubblico. Questa partita presenta grandi difficoltà perché insomma, il Siracusa è una squadra ben costruita, ben allenata, perché è una squadra molto organizzata, sia in possesso che in non possesso. Non a caso diciamo che per punti fatti è la 4ª forza del campionato, quindi è sicuramente una partita difficile, però insomma noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare al nostro obiettivo e il nostro obiettivo in questo momento è quello di cercare di salvarci prima di quelle 2 partite.
Adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Mentre su gran parte dell'Europa occidentale prosegue il maltempo, sulla nostra regione, come visibile dalle immagini del satellite, resistono ampi spazi soleggiati. Anche nelle prossime ore le correnti meridionali continueranno a rendere il clima mite in un contesto di tempo tutto sommato stabile, salvo passaggi nuvolosi medio-alti e locali brevi piovaschi. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domenica sarà una giornata nuvolosa per nubi medio-alte o velature. Non si escludono brevi ed isolati piovaschi sul Reggino e sulle Serre. Nella prima parte della giornata persisteranno forti venti di caduta sui versanti tirrenici, con raffiche che al mattino potranno raggiungere i 100 km/h sull'Alto Tirreno Cosentino. Vediamo ora le mappe di mari e venti. Domenica Ionio molto mosso o agitato, Tirreno mosso o molto mosso, venti moderati o forti da quadranti orientali. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. Per il meteo è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento a domani. Finisce qui il nostro telegiornale, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.